Immagina di partire per una vacanza con un'amica. Ti aspettano un paio di giorni di sole, mare e discoteche. Saluti la tua famiglia e credi di vederli dopo poco. Eppure, quella sarà l'ultima volta che ti vedranno in vita. Lloret de Mar, 30 giugno 2008. Migliaia di ragazzi affollano le discoteche della Costa Brava. Tra loro c'è anche Federica Squarise, arrivata da San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, per trascorrere un paio di giorni con un'amica. Nessuno può immaginare che quella sarà la sua ultima notte. Dopo una serata in discoteca, Federica incontra Víctor Díaz Silva, un trentenne uruguaiano conosciuto anche come El Gordo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, quando Federica rifiuta le sue avance, Víctor la aggredisce. Dalla notte del 30 giugno 2008 di Federica Squarise si perdono le tracce. Per una settimana intera, amici, familiari e autorità la cercano senza sosta. E il 7 luglio arriva la tragica scoperta. Il corpo senza vita di Federica viene ritrovato nascosto nella vegetazione di una collina poco distante dal centro abitato di Lloret de Mar. L'autopsia confermerà anche che Federica ha subito violenze sessuali. Pochi giorni dopo, gli investigatori arrestano Víctor Díaz Silva, El Gordo, mentre cerca di lasciare la Spagna. Durante gli interrogatori confessa l'omicidio, ma continua a sostenere che il rapporto sessuale fosse stato consenziente. Ma questa versione viene smentita dalle tracce di DNA trovate sotto le unghie di Federica, i graffi che lui stesso riportava sulle braccia, compatibili con il tentativo della ragazza di difendersi. Nonostante la confessione e l'arresto, il processo tarda ad arrivare. Víctor Díaz Silva infatti resta in carcere per 3 anni prima che in Spagna parta il procedimento. Questo ritardo suscita forti polemiche. La famiglia di Federica Squarise infatti teme che l'omicida possa tornare a piede libero prima ancora di una sentenza. Ma il 30 novembre 2011 Víctor Díaz Silva viene condannato a 17 anni e 9 mesi di carcere per omicidio volontario e aggressione sessuale. La pena viene ridotta grazie all'attenuante della collaborazione con gli investigatori, attenuante che però la famiglia di Federica Squarise contesta. Il tribunale inoltre dispone un risarcimento di 80.000 euro alla famiglia della vittima. Nel 2026 Víctor Díaz Silva torna definitivamente in libertà. Negli ultimi anni inoltre aveva già iniziato a vivere fuori dal carcere grazie a delle misure previste dalla legislazione spagnola per la parte finale della pena. Quella che doveva essere una semplice vacanza tra amiche si è trasformata in un femminicidio che ha sconvolto l'opinione pubblica.